Credo che oggi la Regione Veneto si sia dotata di un ottimo strumento. L'idea che la Regione Veneto debba promuovere, coordinare e sostenere la previdenza integrativa dei cittadini del Veneto, dei lavoratori del Veneto, è assolutamente fondamentale. Se la Regione è una Regione che vuole andare nel verso dell'autonomia, questo è un argomento che non può essere tralasciato. Abbiamo una legge che fa in modo che adesso la Regione possa sostenere la previdenza integrativa e quindi una gamba della pensione di tutti i lavoratori del Veneto, sapendo come stanno andando le rendite di queste pensioni del sistema contributivo. È una cosa a cui i lavoratori devono pensare assolutamente. Dobbiamo copiare azioni virtuose come quella del Trentino Alto Adige, dove la previdenza integrativa è sostenuta dalla Regione a statuto speciale ed ha ottimi risultati perché c'è un tasso di adesione molto più alto, il triplo rispetto alla Regione Veneto e alla media italiana. Di conseguenza, da adesso in poi abbiamo uno strumento che consentirà di agire in questo campo in modo assolutamente efficace. Il principio di promuovere la previdenza complementare e il welfare aziendale è un principio condiviso e anche qui proprio in Veneto ci sono delle esperienze assolutamente di rilievo nazionale. Però questo vuol dire insistere nei luoghi della contrattazione. I protagonisti della previdenza complementare sono le imprese, i lavoratori e le associazioni che li rappresentano. È con la contrattazione decentrata che si fa crescere questo strumento importante. Ci sono ottimi esempi in Veneto, a partire proprio da Solidarietà Veneto. Non c'è bisogno quindi di fare una nuova agenzia per promuovere questa forma di complementare appunto delle pensioni e anche del welfare. Piuttosto esiste già Veneto Lavoro, noi riteniamo che Veneto Lavoro possa benissimo occuparsi anche di questo, proprio quando interviene nelle concertazioni con i sindacati, con le associazioni delle imprese e con quella commissione paritetica che ha dimostrato di saper lavorare bene nei periodi di crisi e può lavorare bene anche per la previdenza complementare.